Vangelo secondo Giovanna, capitolo 21. Gesù appare un'altra volta ai discepoli. Dopo a tutto chi si fatto, Gesù si facette vedere un'altra volta innanzi a tutti i discepoli suoi, coppa a spondere o mare Tiberiade. E si facette conoscere così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, chiamato Didimo, Natanaele Canana e Galilea, e due figli Zebedeo, e altri due discepoli dei suoi. Simon Pietro ricette all'altro: sentite, io me ne vado a pescare. Aspettaci, Simone, perché vogliamo venire pure noi insieme con te, ti ricette nell'altro. Partettene e settero in coppa alla varca, ma renda a che la nottata, non pigliai niente. Rinda la mattinata, quando stava schierando i giorni, Gesù si presentò innanzi a loro, in coppa all'arena. Ma loro non si erano adunate che era Gesù. E Gesù ricette a loro: figli miei, tenete qualcosa per mangiare? No, rispondettero subito loro. Buttate a rezza a parte diritta la varca e là troverete i pesci, ricette a loro Gesù. E i discepoli buttati in arezza, ma quando poi ettero per tirare, non già facevano da tirare, rindacche la varca, per tutti i pesci che gestivano rinde. E tanto Giovanni, discepolo che Gesù voleva assai più benellata, salutava Simon Pietro e le ricette: Simone, è il Signore. Come Simon Pietro sentette che era il Signore, si attaccai a vesta sua attorno ai cianghi, che stava a nudo e si buttava a mare per correre innanzi a Gesù. Tutti gli altri discepoli invece si accustavano in una varca in coppa all'arena e strascinavano che la rezza chine e chi li pisce zina coppa all'arena perché si trovavano a un centinaio di metri dalla terra. Quando scendettero alla terra vedettero una brasa di fuoco con certi pesci in coppa che stavano arrostendo e un uviezza di pane. Gesù dicette a loro: portatemi a 2 chili di pesce che avete pescato proprio da mo'. Tanto Simon Pietro saiette in coppa alla varca, tirai in terra che la rezza chine di 153 pesci assai rosse, e con tutte quelle pesci erano assai rosse, che la rezza non si era sguarrata. Venite a mangiare, ricette a loro Gesù. E nessuno che gli discepoli aveva il coraggio di spiare: ma tu chi sei? Perché erano sicuri che era il Signore. Gesù si accostò a loro, pigliai in mano sua un pezzo di pane, spezzai, oretta a loro, e la stessa cosa facette pure con chi li pesce. Questa era la terza volta che Gesù ci facette vedere tutti i discepoli, roba che era risorta a rendere i morti. O prima di Pietro. Roba che avevano mangiato, Gesù dicette a Simon Pietro: Simone e Giovanni, ma vuoi bene tu? Chi vuoi tutti chi state? Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene, rispondette Simone. Pasce per curiella mia, le ricette Gesù. Simone e Giovanni, le ricette Gesù per la seconda volta: ma vuoi bene tu con tutto il cuore? Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene, le rispondette Simone per la seconda volta. Pasce per curiella mia. Simone e Giovanni, ma tu mi vuoi bene veramente? Le ricette Gesù per la terza volta. Pietro si facette scure le facce, perché Gesù per la terza volta l'aveva domandato: ma tu mi vuoi bene veramente? E issa ricette a Gesù: Signore, tu sai tutte le cose, tu sai buono che ti voglio bene. Pasca tutte e pecorelle meglio. Poi le ricette ancora: io ti posso assicurare che quando eri più giovane ti metteva a veste un collo solo tu, ti stringeva il cordone attorno ai cianghi tuoi e teniva dove voleva. Ma quando sarai più vecchia, tu stennerai le braccia tue e nada ti stringherà il cordone attorno ai cianghi e ti strascinerà proprio là, a dove tu non vorrai. Gesù parlò così per far capire a Simon Pietro come sarebbe morto, e una roglia sua innanzi a Dio. Poi Gesù ricette a Pietro: venite appresso a me. A venire Giovanni. Oppa che si parola, Gesù, Simon Pietro, salutò e per retta isse chi lo discepoli, che Gesù voleva assai bene. Chill, rinda a cena, aveva posato a capo sua in coppa aperta Gesù e l'aveva domandato: Signore, chi è quello che ti sta per tradire? Pietro verretta vicino e dimandai a Gesù: Signore, che ne sarai chi stu qua? E Gesù rispondette dicendole: se io voglio fare campare, zina a quando tornerà giornata volta, a te che te ne importa. Tu vieni appresso a me. E proprio perché si spannetta a voce per tutti gli altri discepoli, che quello discepolo non sarebbe morto. Gesù non aveva detto che essa non morirà, ma aveva detto solo: se io voglio fare campare, zina a quando tornerà giornata volta, a te che te ne importa. A fine del Vangelo Giovanni.
Chi che ha scritto tutte queste cose è chi lo discepolo che ha visto con gli occhi suoi e ha sentito con gli orecchi suoi tutto quello che Gesù ha fatto e tutto quello che Gesù ha detto. E noi vogliamo assicurare che l'attestazione sua è vera. Gesù facette parecchie di cose, ma non sono state registrate in questo libro. Se avesse voluto scrivere tutto quello che Gesù facette in ricette, una per una, io penso che tutto il mondo non sarebbe stato capace di contenere tutti quei libri che si avessero potuto scrivere in quella issa.